Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei videomessaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare un signore che vuole fare un videomessaggio d'amore alla figlia. Si chiama Vincenzo Pecunia ed è di Mazzara del Vallo. Buonasera signor Vincenzo. Buonasera. Allora, lei vuole fare un videomessaggio d'amore a sua figlia? Sì, perché per il momento sono qui in ferie a Mazzara e allora approfitto l'occasione. Lei è di Mazzara del Vallo? Sì, sono nato qui a Mazzara e vivo da 26 anni a Berlino. Sì. Va bene, quanti anni ha sua figlia? 17. 17 anni. E sta qui a Mazzara? No, vive a Berlino con sua madre, io sono divorziato. Quindi vuole fare sapere, diciamo, alla città di Mazzara del Vallo quant'è che vuole bene sua figlia, giusto? Vabbè, sarà un amore siciliano, questa sera le dà questa possibilità di fare sapere ai telespettatori quant'è che è il bene che lei vuole a sua figlia, ok? Grazie. Allora, lì c'è la telecamera, appena le do il via lei può fare il videomessaggio d'amore rivolto a sua figlia. Ok signor Vincenzo? Sì. Vada. Ciao Giulia, sono qui a Mazzara adesso in ferie e per il momento la temperatura è ottima e passo le giornate a pescare e naturalmente il pesce che prendo mi faccio una bella zuppa. E vorrei dire a tutti i cittadini di Mazzara e provincia che qui sono in ferie e a Berlino faccio un'attività che vendo degli articoli per i turisti, libri del muro di Berlino, souvenir. E naturalmente venendo da me si risparmia anziché andare in un negozio. Certo, perché le fa lei magari? No, io le compro e le vendo, sono libri che non si possono fare da me stesso. Certo. Allora io le compro e le vendo ai turisti in tutte le lingue, libri, souvenir, pezzettini di muro e ottimamente quest'anno si è lavorato col campionato mondiale, abbiamo avuto molti visitatori. E questo sua figlia lo sa? Sì. Va bene. E altro da aggiungere per sua figlia? Sì, le mando tanti saluti, io sto bene qua, c'è ancora caldo. Ok, vabbè, abbiamo detto tutto, lei abbiamo detto che lavora a Berlino. Sì, a Berlino, qua c'è un berrettino di... Questi cappelli praticamente li vende lei? Sì, io vendo tutto. E quanto li vende questi cappelli? Questi qua, 15 euro. 15 euro. E oltre ai cappelli che cosa vende pure? Macchine fotografiche, rulline, batterie. Sempre a Berlino? Cartoline, anche vendo il satiro danzante. Addirittura? Il poster, cartoline, poster, e si vendono. I giapponesi quando vengono vedono il poster e lo comprano, perché loro lo conoscono. Bello, un bel lavoro. E molti italiani anche lo conoscono. Va bene, bene amici telespettatori, abbiamo conosciuto il signor Francesco Pecunia di Mazzara del Vallo, Vincenzo Pecunia di Mazzara del Vallo, abbiamo sentito il videomessaggio che ha fatto alla figlia, ok, Alberto vi saluta anche il signor Vincenzo. Ok amici, a dopo, ciao. Oh yeah!